Allora, buongiorno a tutti, oggi è venerdì, quindi concludiamo questa settimana invernale. È freddo, sì. È ritornato Marco, Ciao. è arrivato anche Paolo della Ferrostyle. Paolo, avete vernice, no? Bisogno per Certo. la porta, ecco, vedete come, dove nascono le cose. Poi c'è Vincenzo, poi c'è Francesco che l'abbiamo visto che è piccolo, puoi scendere un attimo? No, sta Sì. facendo l'arbitro di Ah, tennis. pensavo fosse seduto, ma infatti è uguale, come è seduto. Ha detto io sto sul trespolo e poi c'è Giampiero, carta di vero, problema di schiena, ma risolveremo anche questo. Quindi da me in ospedale facciamo una punturina e risolviamo. Bella l'immagine delle tre sorelle. Allora, Francesco, trespolo e nasce la barzellettina, che uno aveva, sai, aveva paura che lo tradisse la moglie, no? Allora va a vedere, sì, ma cosa fa? Un registratore fa. E uno gli dice, ma prendi un pappagallo di quelli che vedono, parti, boh. E quando torni a casa lo interroghi, fatta, no? Allora va da Maurizio Moschella, mio amico che vendeva uccelli, uccellande, cioè pappagalli, va, senta, come sei qua il pappagallo? Beh, guarda, sì, ma quello là costa 5.000 euro. No, no, ma io devo solo, quello là 1.000 euro, quello là 500 euro, quello là tutto spelato, no? Senza le gambette, senza le zampette che si tiene per il trespolino con la bighetta. Col pisellino si tiene. Quello lì, cosa fa? Ah, quello lì 100 euro a posto. Sì, ma parla, sente, parla, ma una roba, però ha questo problema, senza gambe, bruttino da vedere. Ma a me non mi interessa, lui deve vedere, guardare, vedere, se, e dopo riferire. Va bene, allora gli dice, allora lo mette nella camera, no? Questo qua parte, arriva la sera, allora cosa succede? Cosa è successo? Allora, sei andato via tu? Sotto Capanella? È arrivato uno e ha detto sono l'idraulica. Porca puttana. E dopo io mi sono spostato, no? Sono andato in camera. Oh, che miseria. E dopo era con tua moglie, ok. E dopo lei si è tolta la camicetta e anche lui si è tolta la camicetta. Che miseria. Dopo mi sono spostato. E dopo erano tutti e due nudi e che miseria. E dopo lui è tolto il pantalone, dice, nudi, e dopo lì lui era sopra, porca miseria. E dopo cosa è successo? E dopo non mi ricordo più niente perché mi ha tirato la bighetta e sono caduto dal tresco. Sì. Allora, signori, allora ci vediamo, speriamo lunedì. Apertura. Con apertura, quindi finalmente adesso che viene caldo, no? Adesso che viene caldo apriremo dentro, ma dove c'è l'apoteosi, lo spettacolo, c'è altro che barzellette, la barzelletta è il governo. Adesso mi chiudono Facebook con questa, non me ne frega, andremo su Instagram. Ciao, ciao. Ciao.